Sanità privata e terzo settore è un segmento molto importante per quanto riguarda servizi alla persona con l'utilizzo di risorse pubbliche nella parte di accreditamento e nella parte degli appalti. La nostra attenzione deve essere rivolta in particolar modo sulla qualità di quei servizi e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'altro elemento ulteriormente importante è per quanto riguarda i tanti contratti in essere, con un principio che deve essere il nostro focus: stesso lavoro, stesso salario e stessi diritti. Dignità. Il terzo settore in questi ultimi anni, in particolare nell'ultimo periodo, ha visto un'espansione notevole anche per effetto del supporto che le varie cooperative ed associazioni hanno dato in tutto il territorio veneto alle varie ULSS per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questo l'ha portato ad essere a volte ammortizzatore sociale per parte di quelli che a causa della pandemia hanno perso il lavoro e contemporaneamente ha vissuto una fase di profonda crisi nel settore produttivo, come, a titolo esemplificativo, durante la chiusura delle scuole dove, se vi era una garanzia per i dipendenti statali, i lavoratori dell'integrazione scolastica si sono visti mettere in cassa integrazione attendendo i soldi per oltre 5 mesi, mettendo così in grande difficoltà economica queste famiglie spesso monoreddito. Altro ambito molto colpito è stato quello della RSA, in particolare quelle private ma non solo, dove nella prima fase della pandemia i lavoratori di questo settore hanno dovuto far fronte a turni massacranti di oltre 12 ore in una situazione lavorativamente ma soprattutto umanamente difficile, per poi vedersi collocare in cassa integrazione per effetto della mancata occupazione di circa il 50% dei posti letto. Come CISL FP riteniamo di fondamentale importanza questo comparto per il ruolo che svolge e dobbiamo continuare ad adoperarci affinché si trovino delle soluzioni utili a superare le insopportabili diseguaglianze ancora oggi presenti nel confronto con altri contratti applicati nel settore, sia dal punto di vista economico. A parità di qualifica lo stipendio può arrivare ad essere inferiore di oltre il 30%, che della tutela dei diritti. Dobbiamo rendere sempre più dignitoso un lavoro così importante come quello dell'assistenza alla persona ed impegnarci affinché il dumping contrattuale non continui ad umiliare i lavoratori ed ad indebolire i servizi.